nome dell'Associazione dei Sardi Il Gremio e anche a nome dell'Associazione dei Cittadini del Mondo, rappresentata da Giuseppe Carboni. Grazie di cuore, e questo vuole essere un simbolo di questa amicizia che lega i nostri popoli, che credo non cancellerà mai nessuno. Vi rinnoviamo il benvenuto e vi proponiamo quello che è lo spettacolo di oggi. Allora, noi oggi abbiamo pensato di proporvi due corti tratti dal gruppetto che è stato selezionato l'anno scorso nel concorso Visioni d'Italia, Visioni Sarde. Di questi 8 corti noi ne abbiamo scelto 2 perché l'evento oggi è concentrato sul documentario Le cicogne di Chernobyl, prodotto dall'Associazione Cittadini del Mondo. Il regista è Karim Galicci, però i registi ve li presenteremo dopo. Prima andiamo a vedere questi 2 corti sui quali vi voglio dire brevissime cose, giusto per attirare la vostra attenzione quando verranno proiettati. Allora, il primo corto è titolato la punizione del prete. La punizione del prete. I registi sono qui presenti, li presenteremo dopo, con i quali faremo anche una chiacchierata insieme al critico cinematografico, di lui dico il nome, Raffaele Riviecio. Che è qua vicino. Allora, La punizione del prete è un racconto, è anche divertente, perché c'è in Vecchio Stazzo della Gallura c'è un sacerdote che è il parroco poi di un paese che è molto avido di soldi, assistito dalla sua perpetua, e c'è a fronte un furbissimo e astuto commerciante, imprenditore, e fra i due si sviluppa una discussione a proposito della vendita dei terreni del prete all'imprenditore, e ognuno dei due, ognuno cerca di fregare l'altro. Abbiamo in sala presente una delle attrici, l'attrice del film che ha interpretato la Perpetua. Anche lei verrà chiamata qua alla fine della visione totale, quindi io vi prego, dopo aver visto i primi 2 corti, e in quel momento accendiamo le luci e presentiamo il documentario, di rimanere. Alla fine del documentario avremo il critico cinematografico, i registi, gli attori eccetera, per una bella chiacchierata e conversazione. Poi alle 19 comunque dobbiamo lasciare la sala. Allora, il secondo corto che vi faremo vedere, sempre preso da Visioni Sarde 2023, e poi il corto che anche ha vinto quella edizione. Qualche cosa di mio, no? Quello che è mio. E questo è un corto che ci farà molto riflettere, non certo divertire, perché tratta il problema, il famoso problema dei militari, problema che conosciamo da una quarantina, forse 50 anni, i militari in missione che sono stati contaminati dai materiali utilizzati per la realizzazione delle armi, delle munizioni, eccetera. E un gruppo di questi personaggi, insomma, sceglie percorsi di vita difficili proprio perché influenzati dalla loro malattia. Comunque è un film interessante. Grazie.
questo documentario che presentiamo, che è proprio al centro del nostro programma, è una storia vera, insomma, riguarda la famosa esplosione nucleare di Chernobyl, no? Del 1986, mi pare, no? Del 1986, che aveva prodotto paura, contaminazione, non solo a Chernobyl e nei paesi vicini, ma anche lontano. E soprattutto questa storia è raccontata attraverso la vita di quei bambini che si sono spostati da Chernobyl e sono stati accolti in vari paesi del mondo, ma soprattutto in Italia. Quindi c'è questa storia d'amore che sottolinea la solidarietà, l'inclusione, l'accoglienza che si è verificata in quel momento rispetto a questa tragedia di Chernobyl. Quindi Конечно, апрель 1986 года, если я думаю о нем. Неблагоприятная радиационная обстановка. Необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты. Не я придумал, самое страшное наказание для человека – это родину потерять. Мы работали в 10-километровой зоне от реактора, даже птиц не было в этих местах. Arriva a questa mail dove c'era scritto: porta l'estate nel cuore dell'inverno, ospita un bambino di Chernobyl. Sembravamo che prendevamo il regalo di Natale, per me è stato. Bellissima questa idea delle cicogne, no? Fanno da ponte fra Chernobyl e i luoghi, compreso la Sardegna, d'approdo di questi bambini che sono stati, come dire, recuperati attraverso questa operazione d'amore, di solidarietà e di accoglienza. Essi sono quelli dei film spaghetti western sostanzialmente, e però adesso che mi dite che in qualche modo questa storia viene da un racconto antico ma che in qualche modo confonde le sue radici nel mito e non sa fino a che punto è un archetipo e fino a che punto è una storia reale, perché mi è venuto naturalmente in mente le commedie addirittura greche o romane o anche fino all'epoca della Mandragola, in cui in qualche modo c'è l'archetipo e lo stereotipo dell'uomo furbo che riesce
a gabbare in qualche modo, a dare una lezione al vecchio avaro, al vecchio avido, al vecchio lussurioso, in questo caso è il prete. E il personaggio poi interpretato, scusami che... Silvia. Carusillo, mi ricordavo. In qualche modo è veramente abbinato a quello del prete e ricorda molto personaggi del teatro greco e romano, quindi in qualche modo questo film, che poi secondo me non so se l'appetito viene mangiando, diciamo, e mi divertirebbe molto vedere una serie di episodi sardi della tradizione, diciamo, poi si dovrebbe fare con tante altre regioni ovviamente, molto simili a questi, un po' boccacceschi, anche se qui non c'è la componente erotica, Sì. è più... però in qualche modo raccontare una regione o anche una nazione attraverso una sorta di piccola antologia, appunto, stile Decameron di questi episodi. Poi un episodio può avere questo stile un po' spaghetti western, un altro completamente diverso, quindi complimenti a tutti, perché veramente è stata una bella idea e interpretata molto bene poi da tutti gli attori. Grazie. Prego. Insomma, abbiamo presentato altre edizioni di Visioni Sarde, no? È vero? Tanti anni fa, sì. Tanti anni fa. Ho visto che adesso ti stai dedicando al cinema nel pieno senso della parola. Buonasera a tutti. Sì, al cinema, al teatro, insomma, comunque ci sia da sperimentare, da arrivare a un punto sempre, no, sollevare sempre un po' di più l'asticella, bisogna stare sempre in campana. Io, prima di lasciare la parola agli amici del corto Quello che è mio, ringrazio ovviamente Chiara e Francesco per questa opportunità che mi hanno dato. È stato bello lavorare a questo film. Ci tengo a sottolineare che il team era composto solo da sardi, tutti giovani. Sardi acquisiti, però in Sardegna appunto eravamo tutti sardi, tutti giovani, tutti con una grandissima voglia di fare cinema in Sardegna, ma non solo per la Sardegna, ma per l'Italia e anche fuori. Quindi c'era molta ambizione, c'è molta voglia di crescere in Sardegna, ma per portare fuori, per far conoscere alcuni lati del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere, ma appunto come sottolineava, non stereotipati, cioè storie che possono essere raccontate in qualsiasi parte del mondo, ma noi lo facciamo in Sardegna e poi lo portiamo fuori. E noi ci siamo. E voi ci siete. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Interloquire con Raffaello, tu chiama i tuoi amici, gli attori. Buonasera a tutti, intanto grazie di essere qui e sono contento di averti visto il mio film. Ci sono qua Vanni Fois e Davide Tassi. Vieni Vanni. E c'era anche Marco Bullista, ma devo prendere via perché è un pubblico piccolo e devo girare meglio. Ovviamente rispetto a Visione Sarde, che erano molti più cortometraggi, qui erano solo 2, quindi ho cercato di vedermeli, rivedermeli e analizzarli. Secondo me il vostro film si riesce, seppur in in qualche modo un minutaggio di 20 minuti, in qualche modo, è un vero e proprio film, e
ascrivibile in qualche senso in quel filone di cinema di denuncia. Sto pensando a un film americano che era fatto proprio su una centrale con Meryl Streep, adesso non mi ricordo il nome del... Silkwood. E in qualche modo ritorna e ribadisce un tema, questo poi sia dell'uranio impoverito, ma soprattutto delle strutture, dei poligoni in qualche modo militari che hanno creato poi un'incidenza del tumorale in quei territori, a Capo Teulada e non so, pure ce n'è pure un altro. Sì. E in qualche modo però sono delle emergenze, delle cose che si vengono a sapere e poi si rimmergono carsicamente. Più noto di questi eventi, ma lo stesso anche lì in qualche modo se ne è parlato molto ai tempi di Gomorra, della Terra dei Fuochi, e poi è scomparso e tutti mangiano le mozzarelle contaminate. E quello che però mi è piaciuto è che c'era in qualche modo una struttura come se fosse una sorta di armata Brancaleone tragica, con questi soggetti a cui si spara ed esce praticamente i liquidi della flebo o il respiratore. In qualche modo c'è una sorta di ironia macabra nel film e una voglia di ribellione che però è ai limiti in qualche modo c'è tra le righe qualcosa della commedia, anche se non sembra. Anche il personaggio tuo è sicuramente un personaggio drammatico, però poi non riesci a vederlo drammatico finché magari in Silkwood vediamo i macchinoni americani, qui vediamo la Panda. Poi vi faccio i complimenti per la Delta HF integrale, perché non so da dove è uscita, diciamo, la Mercedes 190. Vabbè, diciamo, io sono un appassionato di auto d'epoca, quindi un po' ho detto ma c'è qualcosa che non va nella scelta delle macchine. No, tra l'altro io ho visto un film che racconta una storia simile, diciamo, che si chiama Le ultime 36 ore, un film del 2010 con Claudio Fragasso. Sì, era Fragasso. Ci sono anch'io. No, ci sono anch'io. Allora, le ultime 56 ore. Allora, puoi dire, sei tu. Non 36, 56 ore. Sì, c'ero. Scusami. Poi fa solo film con Cioè, praticamente... vabbè, per una battutaccia, occupano un ospedale e decidono che se la situazione di questo dramma non verrà alla luce nei mass media, uccideranno Poi non mi ricordo com'è finito, però vabbè, se potete recuperatevelo. Lui lo sa, non glielo chiediamo. No, lui lo sa per forza. Andiamo su. Quindi secondo me la componente originale in questo film è appunto intanto che c'è il dramma, c'è anche l'azione, però c'è un filo anche come la tragedia umana, che è sempre una tragicommedia. C'è anche un qualcosa tra le righe che ci rende questi personaggi, questi eroi, non solo degli eroi, ma degli esseri umani. Io avevo avuto il piacere poco più di un anno fa di presentare il precedente documentario di Karim, di cui questo in qualche modo è una sorta di seguito e di evoluzione. Parlavo proprio con Giuseppe Carboni che potenzialmente i cittadini del mondo a disposizione, penso, centinaia, mi dicevi, di storie da raccontare, quindi in qualche modo il documentario che già è stato realizzato da Karim e quello che avete visto questa sera penso sia una sorta di carotaggio, di
tentativo di tirare fuori qualche storia che potrebbe essere più significativa, diciamo, di altre, oppure in qualche modo forse tutte le storie sono significative e forse anche il caso e necessità magari tecniche di scrittura che portano a strutturare un documentario come questo. Rispetto a quello precedente, qui ho notato che c'è questa seconda parte in cui c'è il ritorno, ci sono alcuni personaggi che restano in Sardegna e altri che tornano. E emerge comunque forse un'amarezza, nel senso che comunque quelle storie potevano avere una potenzialità di radicamento, come è stato per Pavel, oppure invece forse è stato giusto che le persone che avevano le loro radici in Bielorussia siano tornate a Minsk e comunque in patria, quindi c'è un sapore dolce amaro in questo. È stato difficile andare nelle zone di esclusione, ma soprattutto è stato difficile andare in Bielorussia, nel senso che è un territorio non lontanissimo. Una ragazza tra le protagoniste, Victoria, dice è stato un viaggio lungo, ben 3 ore di aereo, adesso a momenti bisogna aggiungere 1-0 e a seconda di quanto la dogana tiene tra la Lituania e la Bielorussia forse anche di più. Siamo partiti con Giuseppe Carboni e ci abbiamo messo 1 giorno e mezzo ad arrivare. Per questo dicono Vittoria, la sorella, e anche le altre che non è facile con dei bambini tornare in Italia. E quindi questa è stata la difficoltà enorme, anche perché poi nascono i film nei film. Quando eravamo al confine, dopo tipo 6 ore lì in dogana, poi in mezzo alla notte, in mezzo alle campagne, la corriera che ci portava si è rotta perché si è spezzata la cinghia, quindi siamo rimasti altre ore lì nel nulla, con i cellulari che non prendevano perché ancora non avevamo la scheda bielorussa, eccetera eccetera. Insomma, le difficoltà sono state tante. Devo dire che poi invece, arrivati lì, come accennavano prima, grazie ad una serie di azioni, diciamo, diplomatiche, siamo riusciti ad accedere alla zona di esclusione e lì abbiamo avuto una fortuna enorme, che una delle guide, una guardia forestale, era un sopravvissuto, diciamo, e quindi mentre eravamo lì ci ha detto: ah, ma qua vicino c'è casa mia, come Gali, casa mia, casa tua. E io dico: allora assolutamente ci devi portare. Insomma, ci ha portato nella sua casa diroccata che avete visto, ci ha portato nella sua scuola in cui, insomma, a momenti ci crollava il pavimento sotto i piedi, e tante cose nella zona di esclusione in cui siamo riusciti anche quasi facilmente, con la difficoltà che l'aria è ancora pesante e con la difficoltà che comunque sai che sei esposta alle radiazioni. Tante cose comunque non le abbiamo montate perché al centro ci dovevano essere i bambini e quindi era molto suggestivo stare in quelle aree, però poi per, come dire, un'economia del film, tante cose le potete vedere adesso sui social, le stiamo pubblicando come backstage, però abbiamo preferito concentrarci sui bambini di allora e di oggi. Per concludere su Giampiero, appunto, io non lo conoscevo, però me ne hanno parlato tantissimo e sto riscontrando che era una persona veramente molto molto nota, probabilmente una persona con dei valori forti, buona, che ha fatto tanto bene, e quindi quello che ha fatto con Andrei Pinna è solo una delle tante azioni per cui verrà ricordato, oltre al cammino minerario di Santa Barbara. Di Santa Barbara, un bellissimo percorso in Sardegna, naturalistico, storico, anzi il più importante cammino della Sardegna, insieme ad altri cammini religiosi, laici, eccetera. Un cammino che noi come gremio abbiamo percorso alcuni anni fa, proprio accompagnati da Giampiero Pinna. Ed è veramente un grosso rimpianto che lui sia andato via. Io ho visto che anche lui era il padre di uno di questi bambini. Sì, Giampiero era anche lo zio di Pavel e tanti lo conoscono, io ho imparato a conoscerlo dai loro racconti. Se vogliamo fare un applauso, secondo me ci sta.